Fino al 5 marzo le palestre resteranno chiuse, dopo potrebbe aprirsi uno spiraglio. La situazione per l'intero settore continua a essere incerta, con l'aggiunta di un problema legato ai dipendenti. Gran parte in questo periodo ha cambiato lavoro ed ora, con la possibilità di riapertura, diversi corsi sarebbero scoperti per la mancanza di istruttori, come evidenzia Roberto Bolelli del comitato Io Vivo di Sport FVG. Hanno dovuto comunque cambiare la loro prospettiva. Questo, oltre a far perdere fiducia nelle persone, cioè la fiducia che loro stessi avevano in quello che stavano facendo, mette noi stessi in una situazione oggettivamente complessa, perché ci ritroveremo a riaprire non avendo la copertura, diciamo, di quelli che erano i normali corsi. Quindi è un altro dei problemi che dovremo affrontare. Bolelli sottolinea che la categoria è in debito con i propri iscritti perché gli abbonamenti sono stati congelati. Non dimentichiamoci che noi già con il primo lockdown ci siamo impegnati nei confronti degli usufruttori delle palestre nel dare loro l'opportunità di utilizzare le palestre perché le avevano già pagate, e quindi era giusto che questa situazione, insomma, si mettesse in ordine. Ma a questo punto, con questo ulteriore lockdown e soprattutto senza nessuna indicazione da parte ministeriale, ci ritroveremo a dover riaffrontare un ulteriore periodo in cui i centri saranno aperti, ma le entrate saranno molto molto basse, per non dire nulle.